Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Sì, Crema che era partito con gli onori del pronostico, invece Crema che, un po' come dicevi tu, per l'abbandono di alcuni giocatori, l'abbandono dello stesso mister Porrini, oggi si trova in una situazione non consona alle aspettative iniziali. Questa è una bella palla, questa è una bella palla. Moleri! Eccolo qua! Il ragazzo di Civate, classe 1998, trova la prima rete con la maglia Calciolecco 1912 quando siamo giunti al 12° minuto e 20 secondi. Gol di questa sua avventura con la maglia della Calciolecco 1912. Moleri, classe 1998, residente a Civate, quindi in pienissima provincia di Lecco. Intanto andiamo a vedere questa azione. Cavalli, palla dentro dai 25 metri, Luoni, parata in tuffo, numero 6 Pinton. Cavalli andrà a battere col piede sinistro a rientrare, palla morbida sul secondo palo per Moreno, però imprecisa. Moreno la ritrova, la va a ricrossare di prima al centro di Gol! 2-0 di Luoni, no, Fallo. Fallo di Luoni su Motta per una spinta come controlla con il destro, chiuso da Biraghi, palla e mezzo di Maspero, ottima uscita di Nava con i pugni, palla che va lontana, va verso Foglieni che prova un campanile al centro dell'area dove non c'è il fuorigioco che sembrava essere invece abbastanza attivo di Ghisalberti che si libera. Attenzione, gol del Ciserano grazie a Pinton che ha sfruttato una respinta di Nava sul tiro di Ghisalberti. Siamo di nuovo live dallo stadio Rossoni di Ciserano, dove la Calciolecco ha avuto una discreta occasione già in avvio di ripresa quando siamo arrivati al primo minuto, formazione in Barriaca, nel frattempo è rimasto a terra se non sbagliamo. Qualità e la quantità che comunque riesce a dare alla Calciolecco, e non a caso è stato lui ad aprire le marcature di questo match che, ricordiamo, è sul risultato di 1-1 visto il pareggio poi di Pinton. Palla dentro di Moleri per Bignotti, spazzata del portiere del Ciserano sopra la traversa, però se ne va via bene Crociati con anche la pressione però un po' imprecisa di Cavalli. Crociati punta dall'altra parte del campo, Maspero col sinistro, traversa colpita da Maspero con un pessimo cross uguale a quello di Motta di prima. Lui è destro, ha crossato col mancino, palla verticale per Bignotti che viene spinto da dietro da Pinton, si lascia un po' andare Pinton, fallo, questo era fallo abbastanza netto su Moleri, anche da posizione molto pericolosa, e qua ancora una volta abbiamo visto come il direttore si sia un po' perso su qualcosa che va fuori dalla consuetudine, comunque da quello che ti insegnano sul banco di scuola. Biraghi chiuso da Ghidinelli che va, espulso Ghidinelli, 26esimo della ripresa, Ghidinelli espulso per un fallo a metà campo su qualche occasione. Intanto siamo giunti al 34esimo minuto della ripresa quando il Ciserano, che ricordiamo essere con un uomo in più, prova a trovare una verticale su Serafini che anticipa Zammuto, cerca il secondo palo di testa ma non trova la porta. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.